Quel provvisorio che in Italia sa tanto di definitivo è arrivato anche a Bassano. Nel liceo con più studenti del Veneto, dove tradizione e cultura sono di casa, il Ministero si mostra assente e nomina Martina Polo dirigente scolastica reggente. E perché non nominarla in via definitiva? Così dovrà guidare contemporaneamente l'Istituto Comprensivo di Sandrigo e il Brocchi di Bassano. Tradotto 20 km e mezz'ora di strada per cercare di dare risposte ai due istituti, senza nulla togliere alla dirigente in questione, che è vittima di questa organizzazione. Una realtà come il Brocchi meritava una soluzione definitiva. Questa è l'attenzione che il Governo e il Ministero della Pubblica Istruzione dimostra nei confronti delle nuove generazioni. Spesso si parla di investire nei giovani, nella loro formazione, nella loro crescita. E oggi ci troviamo con una delle principali scuole d'Italia, una tra le più importanti anche a livello numerico, con un dirigente scolastico a scavalco. Penso che la cosa sia inaccettabile, perché ne va del futuro dei nostri ragazzi, ne va del futuro anche della scuola, che è una delle scuole più rinomate, più conosciute anche a livello nazionale. Il pericolo, e difendiamo le capacità dei dirigenti in questione, è che il Brocchi sia mandato allo sbaraglio dal Ministero sulla questione della didattica e della qualità dell'insegnamento, perché la nomina di Martina Polo non è definitiva. Io esprimo la massima solidarietà alla neonominata dirigente, ma anche a tutto il corpo docenti che si stanno facendo in quattro per continuare a garantire una istruzione di qualità ai nostri ragazzi. La colpa è del Ministero, di chi dovrebbe programmare e vigilare sull'operatività anche delle nostre scuole e sulla qualità formativa. A rimetterci gli studenti, gli insegnanti e perfino le famiglie. In primis i ragazzi, ma penso anche a tutto il corpo docenti che non ha un punto di riferimento stabile, deve sempre magari dialogare con i vicepresidi o quant'altro. Insomma, la scuola ha bisogno di stabilità, i ragazzi hanno bisogno di una formazione attenta e di essere cresciuti veramente in una maniera dignitosa e rigorosa. Senza dimenticare che sui dirigenti ora gravano le scelte in materia di bilancio, gestione del personale, sicurezza degli edifici, norme sulla privacy. A loro ogni settembre spetta anche la gestione degli incarichi e delle supplenze. Di media un dirigente reggente rimane, senza una situazione definitiva, anche 3 anni.